Man's World. Comendone veneziano, siamo su FM 2014. Allora, ci sono un po' di cose da dire. C'è stato un ribaltamento del mercato in pochi giorni. Allora, avevo, mi pare 5 milioni di euro, no? Che mi ero messo via e mi arriva un'offerta del Borussia Dortmund eh, di 20 milioni per Benteke. Io ragazzi sinceramente ho fatto due conti, ho detto ma sto Benteke non mi ha convinto in questi primi 6 mesi, sono un allenatore molto esigente, 20 milioni non è una cifra bassa per, per il Leeds, quando mi ricapita. E visto che il Borussia ha visto che aveva tutti i giocatori, probabilmente voleva ripartire dal Bente e gliel'ho venduto ragazzi, gliel'ho venduto, adesso spiego anche cosa ho preso al posto del Bente e poi qualcuno magari può non essere soddisfatto, nel senso magari qualcuno può pensare che ho fatto una cazzata, ma secondo me alla lunga il Comendone porterà a casa un risultato migliore. L'ho venduto Benteke, Biondini e Austin, anche che Austin mi hanno offerto 4,5 milioni di euro e ne ho buttati via, quindi mi sono ritrovato con un bel gruzzoletto e cosa ho detto? Scusate ragazzi, quando parlo purtroppo è così, ho ancora un po' di prurito alla gola. Cosa ho detto? Allora, intanto mi metto via un po' di soldi per il prossimo anno, perché il prossimo anno deve essere l'anno dove magari anche lottare per qualcosa di più grosso. Sarebbe bello la Premier, c'è lo scudetto, la Premier, ma vediamo. Allora, cosa ho fatto? Sono andato dalla Roma, che c'era Kevin Strootman, un giocatore che apprezzo da molto tempo, lo prendevo sempre nei primi anni del PSV, tocco me. La Roma giochicchiava, nel senso non ha giocato tantissimo perché sono coglioni, sinceramente non so come far giocare Strootman. L'ho osservato e i miei osservatori mi hanno detto che era da prendere assolutamente. Allora cosa ho fatto? 12 milioni di euro, tac, Kevin Strootman è arrivato alla corte del Comendone, 12 milioni però netti, Hai visto che il centrocampo è uno dei miei ruoli più importanti, i tre centrocampisti, e volevo due, diciamo, incontristi belli cazzuti e il regista che adesso può attaccare come De Bruyne. Ho deciso di prendere Strootman per fare Strootman e Nobel, come diciamo incontristi puri, che hanno il compito di spaccare il gioco, rubare la palla e far ripartire la squadra. E dopo passarla a De Bruyne che deve fare le giocate. Poi cosa ho detto però chiaramente ho perso Benteke, ho preso un attaccante, ho trovato in saldo a 7 milioni di euro, sì che non è proprio un saldo, però insomma non è neanche tantissimo, un 23enne, Alexandr Kokorin della Dinamo Mosca. Anche qua gli osservatori mi hanno parlato bene di questo giocatore. Io personalmente dal vivo non l'ho mai visto giocare, però sembra un bel giocatore, ne ho sentito parlare però non l'ho mai visto. E così ho ancora 13 milioni di euro e con il prossimo anno che mi possono arrivare bei soldi se vado in Europa League mi posso fare la squadra per tentare di vincere la Premier. Quindi questo è stato il mio pensiero. Chiaramente Benteke era un bel giocatore, non ho perso niente, non ho fatto né una plusvalenza né una malusvalenza. Preso 19, venduto a 20, quindi perfetto. E niente ragazzi, adesso l'obiettivo è importante, è Cardiff City Stadium, semifinale di andata, Cardiff Leeds, e partiamo subito con Strootman e vediamo. Quindi ribaltamenti di mercato, chiaramente il mercato è chiuso e quei soldi me li tengo per il prossimo anno, che sarà il prossimo anno, diciamo, quello dove voglio cercare di lottare con le primissime, magari per qualcosa di grosso, perché l'obiettivo è quello di riportare il Leeds nel gota del calcio inglese. Così insomma, mi spiace per Benteke, ci credevo tanto in quel giocatore, però non mi ha proprio convinto e a sto punto ho preferito tenere titolare Werner, che anche se è giovane, anche i miei osservatori mi hanno detto che è più forte, quindi a sto punto facciamo così. Ragazzi, siamo fuori casa, cerchiamo di fare almeno un gol, per favore. E andiamo, e vediamo che Kevin Strootman, che la Roma ha messo poco, un po' come De Bruyne, l'ho trovato un po' in saldo rispetto a quanto può valere perché gioca poco. Werner, Boga. Recupero su Boga. Il Cardiff è tranquillamente alla nostra portata, nel senso che vediamo anche da brutti risultati. Attenzione, mamma mia, Werner cosa stava combinando. Adesso Werner sicuramente sarà più tranquillo col fatto che comunque non ha Benteke, ma c'è un giocatore sicuramente un po' meno importante rispetto al Bente, però vediamo di sto
sto russo, Mario, ho trovato il crack del calcio della storia. Vabbè, così comunque una riserva che non spacchi i coglioni, penso che non sia nessun problema a tenerlo in cosa e ho tanti soldi per il prossimo anno, perché quello è il mio obiettivo. Se riesco a vincere sta cazzo di Capital One, no, di Capital One sarebbe perfetto, nell'Europa League riprendo soldi, Boga, Boga! Solo che in finale c'è o Chelsea o Liverpool e il Chelsea ha vinto 1-0 l'andata, quindi sarà comunque durissima. Werner, Boga, attenzione De Bruyne, peccato. Beck, De Bruyne, niente da fare. Siamo a 6 minuti e siamo ancora 0-0. Marshall, rinvio. Bravissimo Strootman, questo è quello che vuole da Kevinone, bravissimo Kevinone! Oh Campos! Oh Campos, parata del portiere. Insomma ci ha lasciato anche Boga, ci ha lasciato anche Austin e Biondini, quindi altri due dell'altro anno. E questa squadra sta sempre più diventando la squadra del Commendore. Doria, o Campos. Fallo di Nobel. Calmi ragazzi, calmi. Non avrei mai pensato che il Borussia, cioè 20 milioni per il 20, sono rimasto veramente scioccato. Ho preferito fare il mercato tranquillo per pensare bene a tutto, se registro non riesco tanto col mercato perché non posso permettermi di far cappelle, se vedo giocatori a prezzi minuti devo trovare sempre la migliore offerta, quindi ne ho cercati tanti, quindi ragazzi il mercato è un po' difficile, cioè, me lo posso raccontare io dopo, ma farlo in diretta non è per niente semplice, se voglio fare qualcosa di positivo. Boga, Boga, Boga! Niente, è un periodo che non entra niente. Anche Boga però. Cioè veramente Boga è stata un'intuizione devastante. Cioè, sono troppo soddisfatto. Bene. Questo è il risultato di dormire poco. E star tanto a vedere partite, robe. Trovi giocatori forti che magari nessuno caga. Mi ricordo Bale che non lo conosceva nessuno al Southampton. Tac, l'ho preso non so quanti anni prima e nessuno lo conosceva. Sono piccole soddisfazioni queste. Anzi l'ho preso ancora quando era i Pulcini. Ma tanti altri giocatori che non sto qua a dire, li sa meglio di me il Bode che veramente tra virgolette ne ho scoperti di giocatori quando ancora diciamo la media dei ragazzi qua dei miei amici neanche sapevano che cazzo era. Adesso vai De Bruyne, gol, grandissimo Boga, molto grandona, che gol. De Bruyne Boga 1-0 fuori casa, bene bene bene. Non pensiamo sia finita la partita ragazzi, ma sarebbe madonna, la prima finale, sarebbe un sogno. Al secondo anno a Lecce, per carità la coppa è meno importante, ma che sboccia mi dà la possibilità di andare in Europa, cioè, che sono soldi che arrivano, prestigio, giocatori che vogliono venire da me. Ce lo stiamo giocando comunque un match mostruoso, eh? Allora, proviamo, voglio provare, allora, intanto mettiamo Young ambigua, facciamo riposare un po' Doria, che veramente non staccano viste, mettiamo Cocorin, il Coco, vai Coco. Dopo il calcio russo non lo seguo tanto. Mamma mia ragazzi, 1-0, niente, non senso più nulla. Partite emozionanti, si va a vincere spero 1-0. Attenzione Campos, Grimaldo. Fischia arbitro, fischia, andiamo a casa, buon 1-0, partita non divertentissima, però comunque il risultato di 1-0 e fa ben sperare per la gara di ritorno, la finale è più vicina. Bravi Fioi, bravi, bravi, bravi.
Ragazzi, allora, Helen Road, Premier Division inglese, Leeds United, Liverpool. Ragazzi, ho giocato 2 partite non registrate, le ho vinte una 2-1, cioè scusate, una 4-0 e una 1-0, perché volevo un attimo capire la squadra nuova con i nuovi innesti, tutto quanto. Erano 2 squadre tranquille, quindi West Bromwich e Watford. Adesso ritorniamo a registrare tranquillamente. Ho fatto questo per cercare di studiarmi bene le tattiche, i giocatori, se giocano bene da incontristi, da codero, da registi, da quello che sono centrocampisti totali, tutto così. Adesso siamo contro una big, da cercare di fare punti, ragazzi, cioè, perché non possiamo perdere sempre con le big. Se perdiamo sempre con le big arrivi ottavo, c'è poco da fare. Cioè, quindi c'è anche John Lennon, Liverpool, bene, molto bene. Non c'è Suarez, però questa è una gran cosa. Oh, Leeds United! Oh, Leeds United! Oh, Leeds United! Oh, Leeds United! Ok. Dai, contro il Liverpool sarebbe bello portare a casa la vittoria dei record. Siamo a 34 punti, a meno 3 dal Tottenham al settimo posto, che il settimo posto è l'ultimo posto per entrare in UEFA Europa League. Tararara. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. Proviamo di offensiva, vorrei attaccarli, sti stronzoni, dai. Vai. Leeds Liverpool, la doppia L a confronto. L vs L. Vai. E inizia la partita delle partite. Vediamo se siamo maturati da questo punto di vista. Dai che però sarà il prossimo anno, il mio anno, lo so, me lo sento, ragazzi. Con noi comprerò gente devastante. Royce, Lewandowski, Messi, sarà il trio delle meraviglie. 26esimo, nessuna azione per il momento. Les, però Campos, Lucas. O Campos, Young Ambiwa Campos, Werner! Timo! Werner! 1-0 Leeds! 1-0 Leeds! Bravi fioi. Grandissimo gol del piccolo Timo. Vai piccolo Timo. Ok, 1-0 dopo i primi 45 minuti di partita, tranquilla. Un'azione, un gol. Continuate così. Tutti sembrano felici. Dai che forse gira, Beck. Erroraccio, però finisce l'azione. Leeds United. Dai fioi, dai. Kelly. Skirtle. Bravissimo, Young Ambiwa, De Bruyne, Strootman. Ha smesso di piovere, i giocatori sono pieni di fango. Campos, De Bruyne, Nobel, Marchetto Nobel per Les, ancora per Nobel, vede Boga! 2-0 Leeds! Il calcio è strano, Beppe! 2-0 contro il Liverpool. Manca ancora tanto, però c'era rimontato parecchie volte. Bravi ragazzi, bravi. Tattiche, cambiamo qualcosa, cambiamo volto. E ci siamo? Ok. Allora. Vai, Ledley. Per Strootman. E vediamo El Coco. Dobbiamo provare El Coco. Cocorin. Beck. Occhio ragazzi, bravissimo. Beck. Boga per Timo. Timo scatenato. Timo. La dai indietro per Nobel. De Bruyne. Ah, la sbaglia. Gerrard. Steven G. Lucas Leiva. Sacco. Agger. Bravissimo, ancora Beck, vede Timo per il 3-0, Timo! Parata di Pepeone Reina. Peccato. De Bruyne. Per poco arrivava il gol. Stiamo su controllo adesso, non c'è motivo di attaccare.
Young Ambiwa. Also Aspas. Gerrard, Steven G. Sbaglia di tutto Gerardo Campos. De Bruyne. E il Coco. Boga. Noble. Beck. Oh, Campos. Traversa di Lucas. Oh, Campos. Niente, Sacco sbaglia. Sì, ciao. Aspas, Aspirina, gol. Gol di Aspirina, 2-1. Porca di quella porca, 2-1 e manca ancora. Stiamo attenti, sembra una beffa. Il primo tiro segna il Liverpool, incredibile. Entra Jorginho. Per Noble. Fioi ve prego. Dai, andiamo a vincerla. Mancano 30 secondi, 30 fottutissimi secondi. E poi possiamo festeggiare una vittoria importantissima. Pressiamoli. Bravissimo. Buttala via, bravo Beck, e finisce 2-1 nella Road. Terza vittoria per il Leeds consecutiva, che siamo tornati. Ben fatto. Meno male. Siamo a 37 punti contro i 39 dello Stoke. Siamo al settimo posto, ma il Tottenham ha una partita in meno, anzitutto una partita in meno, ma abbiamo fatto pressione sugli avversari. Raga, un saluto del Commendone veneziano. Adesso c'è Capital One e FA Cup. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.